Buon pomeriggio cari telespettatori e ben ritrovati nelle vostre case. Che piacere ritrovarvi, oggi è 7 febbraio. Fatemi salutare subito il nostro assistente di studio Francesco Turco, che è già in compagnia dei nostri ospiti, ma soprattutto i nostri opinionisti che sono già pronti qui in studio per gli argomenti di oggi. Oggi una puntata importante come al solito, grazie agli ospiti che avremo in studio. Oggi con noi, a proposito, Giacomo Mancini, politico, Demetrio Guzzardi, editore, ed Ercole Parise, imprenditore. Non cambiate canale, rimanete con noi. Questa è Ten e Lode. Io mando velocissimo solo un bacio alla piccola Sara e iniziamo. Eccoci prontissimi per una nuova puntata di Ten e Lode. I nostri opinionisti, come vi ho detto prima, sono già pronti alle loro poltrone, perché oggi parleremo anche di questo governo che è cambiato. Loro sono anche tutti contenti. Abbiamo con noi il presidente Conte, scherzo, Damiano. Buon pomeriggio Damiano. Buonasera a tutti, grazie per l'invito Giuseppe. Presidente, adesso che è più libero ritorna ogni tanto con noi. Quando... Ci sta, vengo a trovarvi qui su Ten, quindi sarà davvero un grande piacere. Anche se un po' mi dispiace, mi mancherà Conte, un po' mi mancherà. Con Draghi vi siete già sentiti? Con Draghi ancora no, quindi lo devo studiare, però ti anticipo che oggi la top 10 ragazzi su Draghi ne avremo di tutto e di più. Intanto auguri Antonio, grazie. Auguri da tutta Ten e Lode, perché ieri è stato il tuo compleanno, quindi auguri al nostro Antonio. Grazie. E Alessandro, Alessandro non mi puoi cadere così. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Nella botte vecchia c'è buon Damiano. Ma Damiano ad Antonio. Tanti auguri Tanti auguri ad Antonio, perché è il compleanno di Antonio. Questo è il bello proprio di Ten e Lode, cioè noi non proviamo niente, c'è il bello della diretta. Caro Ale. Il compleanno l'ha fatto Antonio, non l'ha fatto Damiano. Io voglio e guarda che la musica deve ripartire al Giuseppe, più presto, perché altrimenti non mi sta attendo poi il nostro cantante. Ma tu il compleanno quando lo fai? Io voglio il replay della faccia di Antonio quando ha detto Damiano. Scusate, la possiamo rifare? Intanto voglio salutare Vincenza, almeno gli auguri arrivano anche dalla social room al nostro Antonio, perché sennò... Questo è il bello della diretta, Giuseppe, hai ragione. Io saluto tutti i nostri telespettatori. Tu ieri sera che serate hai avuto? Una serata tranquilla, immagino. Non mi vedi in faccia che serata c'era abbiamo stampato avuto. in fronte. Vi prego, Comunque, vi prego. non vi posso raccontare nulla, che poi subito lo andate a dire in giro. Buon pomeriggio anche quindi a Vincenza. A tutti. Vi ricordiamo velocemente, anzi ricordiamo i numeri per mettersi in contatto con noi in diretta. Subito i numeri per quanto riguarda il nostro numero WhatsApp 345 92 11221. Scriveteci tanti WhatsApp, vi ricordo anche la possibilità di fare richieste musicali grazie al nostro Alex. Chiamateci anche allo 0984 41720, vi aspettiamo. Bene, adesso rivediamo un po' la faccia di Antonio, ecco l'anteprima. Allora, gentilmente la camera di Fabrizio, grazie, sul nostro buon Antonio. Guardate la scena. Allora io chiedo gli auguri per Antonio D'Amico, che ieri è stato il suo compleanno. Sentite Alex come mi è partito, vai, rifacciamo. Tanti auguri a te. Senti. Tanti auguri a te. Tanti auguri. Poi ho fatto caro Damiano. E guardate la faccia di Antonio, dal sorriso. Tanti auguri. Peccato che te l'hai ripreparata bene, no? No, pensa che non gli abbiamo detto niente, quindi figurati. Io ti dico una cosa, Carinissimo. questo sia l'auspicio, un buon augurio, a parte gli anni ormai Galoppano. cioè cavalchiamo comunque l'onda 65 anni se li porta porta benissimo, bella, no. però che sia l'auspicio per cose belle. Per progetti, per... Riesce sempre a mettere la poesia su ogni cosa. È un filosofo, proprio Nel sorriso. No, perché io resto sempre dell'idea che chi non sogna non ha futuro, chi non sogna non ha vita. Arrivederci perché i telespettatori, sogni, anche se grazie. irrealizzabili, sono la base
della Fatevi propria un- vita, Ciao a tutti, del domenica proprio prossima. quotidiano. Fatevi questo Io sono un tatuaggio. sognatore, quindi Ragazzi, Benissimo. continuo a sognare. Giuseppe, Ligabue diceva che sono sempre i sogni a dare forma al mondo, quindi... Ecco, vai con Ligabue. Vai. No, Vai, vogliamo anche voglio Ligabue, adesso, eh. subito, devi essere dinamico, Dai, devi Alex. essere bravo. La gente già sta cantando da casa, vai. Ma certe Veloce. notti mi hai messo. Certe notti, Oggi macchine sei in scale, streaming. dove ti C'è un portano buffering, Lui è le collegato alla cidadelle. puntata di domenica prossima. Allora, certe Inutile. notti, guarda, Richiedo- tu mi dai lo spunto oggi. Ecco qua, con oggi non la facciamo ogni più, Tennello. brano che vai ad eseguire. Chiedo scusa. Certe notti, speriamo che queste notti possano ritornare. Ok? Già il pranzo c'è. Ci auguriamo anche la nostra. Scusate, Siamo mi liberi. fai io sono fare la fiducioso, puntata io sono gentilmente? fiducioso. Abbiamo finito un attimo di farci i Io comodi sono nostri. fiducioso. Ecco, Raga, ma chi avete possiamo bevuto? dire a tutti che non ci prepariamo le cose in diretta? Vabbè così? dai Giuseppe, Bene? allora, però devi dire Grazie, anche la grazie. verità, che prima di entrare ha raccomandato a tutti quanti, mi raccomando, cerchiamo di rispettare i tempi, oggi vi do io la parola, non fate danni, Sì, sì. abbiamo rispettato alla perfezione. Io ringrazio la regia di Giovanni Stefano Rodì, ringrazio tutti gli operatori tecnici, conto su di voi, operatori luci, direttori della fotografia, tutti quanti voi, il fonico, il buon Vittorio, il buon Antonio dall'altra parte, altrimenti questa puntata non si potrebbe fare. Ecco, Ma senti, è gioia di partire. d'altronde, cara Vincenza, ormai siamo nell'onda della musica, quindi si avvicina Sanremo, Bene, si avvicina lo spettacolo, quindi diventiamo più euforici, capito? Grazie Esatto. Antonio. Allora adesso riprendiamo un attimo in mano Diamo la parola al situazione. nostro anchorman. Grazie. Fatemi salutare ancora il nostro editore, tutta la redazione di TEN Teleuropa Network, che ci ha la possibilità di essere in diretta tutte le domeniche dallo studio 4 di Cosenza. E quindi, Damiano, dicevamo in Sì. anteprima, top 10. Top 10 oggi. Oggi insomma. che cosa ci sarà? Dai, Oggi vieni, vieni andiamo, da la facciamo, vieni dai, da la questa facciamo, parte. Dai, vieni da non questa vedo parte l'ora. così. Non Sì. vedo l'ora, visto che abbiamo iniziato, come si dice, già un po' a caciara, continuiamo Vabbè, ormai con il peggio della settimana. continuiamo con il meglio del peggio. Il peggio della settimana. Allora, eccoti qua. Oggi... Scusami, solo una cosa, a proposito del meglio e del peggio della settimana, anche noi quando arriviamo qui ogni tanto ci capitano delle Ecco, cose lo sapevo, strane. doveva dirlo, lo sapevo Pregherei lei. il buon Didona di semplicemente di prepararsi quella cosa, o la mandiamo adesso? Signor, Non lo so. dalla regia, l'hai cosa- proprio mandata a loro, tu proprio a tradimento. È possibile avere un meglio del peggio di inizio della nostra settimana? Eccola È qua. partita male. Damiano, È partita proprio così la partita gente. malissimo sta settimana. Perché 50 Damiano centesimi appena è arrivato buttati. in redazione, eccolo qua, il caffè di Damiano. Lo possiamo Esatto. vedere? Altro che i caffè letterari, caffè al volo. Questa è la VAR. Eccolo qua. Questa una volta si chiamava il fuori onda, ora No, va anche ma in le onda. mani, cosa Poi hai indicano le pulito. mani? È la disperazione del caffè. Era tanto? È la Quindi disperazione. non hai pulito, è ancora in quel modo? Eh sì, ho chiesto, ho Sì, era chiamato. in diretta, Ragazzi, mandate un sms al molto 4. educato, ha chiesto su in redazione, ma Io ho chiesto, ho chiamato un po' i dato un soccorsi, segnale ma di non ho vita. ricevuto. Hanno già risolto. Dai, partiamo subito con la top Sì, 10. sì, partiamo con la top 10, mi metto qui alla destra, 10ª posizione, oggi si cavalca tanto. Allora, a proposito, oggi non so se... Oggi abbiamo lo chef, Giuseppe, oggi no. Oggi no. Però vi ho portato io una notizia di cucina. Allora, la nostra Masai ci chiede, la domanda innocente, scusate, ma nella carbonara, io oltre alla dall'altra panna parte. e alla cipolla, ci va la pancetta o il guanciale? Apriti cielo, apriti cielo. Scusate, ma nella carbonara, oltre alla panna e alla cipolla, ci va la pancetta. Sì, ha nominato panna e cipolla. Gena risponde: viene bene anche col prosciutto cotto e il cheddar. E se non hai la pasta puoi usare il riso, visto che tanto la stiamo sbagliando, sbagliamola come si deve, no? Poi abbiamo Chieri che dice: mi raccomando il succo di mandarino che gli dà quel profumino, poi mescola tutto con molta calma e butta tutto nel cesso, perché effettivamente non è più carbonara. Petit dice: Romani, calma, state calmi, non vi agitate, non vi agitate. Nono posto, è uscita questa notizia: tentata rapina in villa, adesso si cerca il bassista. Ricordiamo il nostro Vittorio che è bassista. Perché il bassista? Io voglio chiedere all'autore di questo, e infatti ci è scappato tagliando le 4 corde, come si suol dire. La famosa banda Bassotti, ora è scappato, ma un giorno altri ladri ruberanno a casa sua, è la famosa legge del contrappasso. Andiamo avanti, 8º posto, iniziamo con i video. Oggi Giuseppe ti ho portato un sacco di video perché ne abbiamo sentite di tutti i colori questa settimana con la top 10. Andiamo, Vai. vediamo insieme, lo commentiamo dopo. Storia della disciplina marziale di Jiu-Jitsu, ospitando domenica 9 marzo presso la palestra dei Prati di Vezzano
scusate, il suo primo trofeo nazionale di Fight System. I dettagli nel servizio di Cristian Bianchi. Io ragazzi, io non lo so, io vorrei sapere Aspetta, cosa... Cioè, gli ma è presa stava la ridendo? risata... Gli è presa la risata improvvisa, ragazzi, quando ti prende. Ragazzi, questo cioè, è brutto. Noi Quando guarda- prende, quelli ragazzi, romani. è noi del brutto. mestiere davanti alle telecamere bisogna Guardate quando che ti è brutta, prende è brutta. è difficilissima da mantenere, veramente difficile. Andiamo avanti, andiamo al 7° posto. Al 7° posto avevo un altro video, vediamolo sempre insieme. Ormai oggi parliamo di giornalisti. Non essere in grado di pagare gli stipendi di febbraio, a lanciare l'allarme sono i La, sindacati. Ma guardate Potrebbe non come hanno essere in ricostruito grado sul di web. pagare gli stipendi di febbraio, a lanciare Ed è parte subito Shakira, no? Perché quando ti si inceppa. Andiamo avanti, andiamo ancora avanti con le gaffe. 6° posto, prego regia. Mi faccia dei nomi Questa è una di brutta persone gaffa. importanti che vorresti al governo. Hitler. Come? No? Gelo. Gelo totale, Questa non, ragazzi. se è una battuta non mi piace per niente. Che... Allora, Vabbè. questo è il commento di Feltri, ragazzi. no, Ormai no. Revelli. Cioè, lo conosciamo ormai, se ne esce sempre con battute infelici, forse questa è la più infelice. No, rendiamoci conto, questa l'abbiamo dovuta inserire anche per far capire, insomma, chi a volte si dà la parola un po' troppo a troppe persone, secondo me. Andiamo avanti. 5° posto, questa ragazzi, allora, praticamente non leggerlo mi segnala questa foto, è un edicolante, no? Per quello che è successo, insomma, con la crisi di governo, c'è il cartonato di Renzi, giustamente lui, ragazzi, il cartonato di Renzi è del mio negozio, ho dovuto mettere un cartello con scritto non sputare, per favore, la cartolibreria è mia, quindi mi raccomando. Ma vediamo, perché Renzi, tu devi sapere, Giuseppe, aspetta Giovanni, Francesco, aspetta, tu devi sapere che Renzi, secondo me, sta portando una carriera parallela alla sua, ovvero di diventare il meme dell'anno, già 2021, dopo il Because Shock, c'è il The Best, vediamo insieme. Mario Draghi probably is the best man to serve as prime minister in this moment. So he probably is the best. Guardate che pronuncia il nostro Renzi. Probably is the best. Io, ragazzi, ho visto questo video in loop. Probably is the best. Ragazzi, questo è un beatbox come si deve. Aggiungi, vai, mi date un po' la tastiera del maestro, per favore. Is the best. Ma devi fare the best alla Renzi, se no dobbiamo essere al suo livello. C'è come è una arrivato nota qua, pugliese Alex. però sta che cosa? The best. Sì, ma lui la fa più pugliese, lui la fa più pugliese, the best. Ah, no, io Renzi, io lo adoro perché lui ha questa carriera televisiva, no? Come nasce in TV. Nasce in TV, non è un caso. Ci avviciniamo ai 4 posti, ragazzi, qui ne vedremo delle belle. Allora, quarto posto abbiamo praticamente, questa è la faccia di Mattarella quando ha dovuto, insomma, dare l'annuncio di trovare una toppa, come si vuol dire, alla crisi di governo. Leggiamo un commento, perché Twitter, ragazzi, è un mondo fantastico. Questa è la faccia di Mattarella, vediamo il primo commento che dice: Francesca, il potere che ha Mattarella di farmi sentire in colpa anche se non c'entro niente. Cioè, ti guarda così Mattarella, tu ti senti, io mi sento in colpa anche se non c'entro niente. Andiamo avanti perché abbiamo la soluzione: Mattarella che ascolta gli Imagine Dragons e così gli viene in mente a chi dare l'incarico del nuovo governo, Imagine Dragons, Draghi. Andiamo avanti, terzo posto, come dicevo, Twitter è un posto meraviglioso. Questo è Gassman, il famoso attore, che scrive: è arrivato quello bravo, no? Draghi è stato definito, Giuseppe, come il salvatore della patria, così e loro, inteso a tutte le varie partiti politici, vogliono valutare le proposte loro, come se io suggerissi le inquadrature a Kubrick, no? Dice giustamente Gassman, cioè facciamo fare a quelli bravi, no? Andiamo avanti, chi è? Eccolo qui, quindi Draghi è il nostro nuovo salvatore, ormai viene descritto così, e come vi dicevo, Twitter è un posto meraviglioso perché è partito un hashtag che è questo qua. Andiamo col primo commento: quella volta che Draghi fu contattato da un call center e convinse l'operatore a cambiare banca.
perché ormai è al potere, no? Quella volta che si svegliò tardi e il sole lo aspettò prima di sorgere. Andiamo avanti, quella volta che convinse Maometto e la montagna ad incontrarsi a metà strada, i grandi poteri di Draghi. E poi c'è il genio, ragazzi, Raffaele dice: vendo banconota da 20 euro autografata da Mario Draghi a 50 euro, no perdi tempo, Tanti ragazzi non sapevano che le banconote giustamente sono firmate nella Corte Europea dal governatore della Banca Centrale. È geniale questa roba qua. Andiamo avanti. Primo posto, ragazzi, perché al primo posto allora Draghi al posto di Conte, ma le bimbe di Conte dove sono? Vediamo insieme. And will underpin the firm. Queste sono le bimbe di Conte che attaccano Draghi. Poi vi ricordate quando all'epoca le femministe facevano quella protesta e tutti ovviamente hanno pensato alle bimbe di Conte che vanno addosso a Draghi. E questa, ragazzi, era la top 10 di oggi. Fantastici. Draghi, grazie. Vediamo un po'. E poi Giuseppe, io volevo dire una cosa. Perché mi hanno messo fuori lì con quel tavolino. No, aspetta, questa la dobbiamo fare bene. Scusami Vincenza, puoi avvicinarti un attimo da questa parte? Scusa, possiamo lasciare il tavolino solo un attimo? Perché ragazzi, io ho visto un'immagine, è stata un'immagine prendi brutta. Posto tranquillamente. Vai, è stata un'immagine terribile vedere tutti quei microfononi qui, quel tavolino, tutto quel vento che c'era lì. Ragazzi, io mi metto da parte per il bene del paese. Perché regia, per favore, prendetemi il tavolo. Oggi è un giorno importante, tanti si chiederanno cosa farò in futuro. Io sono un professore, avvocato, commercialista, editore, faccio tutto io. Di conseguenza do in bocca al lupo a Draghi e speriamo che raggiunga l'appeal che ho raggiunto io, anche se sarà impossibile, ragazzi. E grazie a Damiano Giordano. Voleva dire queste cose in realtà, però non l'ha potute dire. Grazie a Damiano, facciamo un applauso a Damiano alla sua top 10. E andiamo avanti adesso con il nostro format, ritorniamo ai nostri, al nostro studio, al nostro centropalco, perché avremo subito una ospite che si chiama Teresa Ferraro, è una cantante e ci stupirà con la sua voce. Ascoltiamolo insieme. Cause they're mean to
I pull the trip on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa mom. Me say where am I down? Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Me way down, down. You know I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord of mercy, no I am a criminal. Man down, tell the juice please, give me minimum. Round up the town, tell the juice God see me now, mama, mama, mama. I just shut a man down in St. Jude Station in front of a big poker. Oh mama, mama, mama. I just shut a man down in St. Jude Station. Fantastica, veramente brava, brava. Molto bella. Mantengo la distanza. No, rimani pure. Mantengo la distanza con te. Allora, intanto vi anticipo, cari telespettatori, che fra pochissimo entreremo al secondo blocco. Mi dicono che è già arrivato il primo ospite, l'onorevole Giacomo Mancini, quindi fra pochissimo saremo nel nostro salotto con lui. Ma intanto fatemi fare i complimenti a sta ragazzina. Ma Teresa. fantastica, Cioè, Giuseppe. è rom bom bom bom. Cioè, io non ci riuscivo a farla. Alessandro peggio che peggio, perché ho visto che lui provava. È difficile. Difficilissimo. Ma la come mia fai, macchina, Teresa? Cioè, veramente qualcosa di straordinario. Da quanto tempo canti? Avvicina il microfono? Da 4 anni. Da 4 anni. Fatti vedere bene in camera. Ecco, intanto vuoi salutare qualcuno che ti sta seguendo da casa? I miei parenti, I tuoi parenti. Con chi sei arrivata qui? con i miei genitori. Farei un saluto anche a loro, ai genitori, no? Sì. Che dici, Sì. Glielo dedichiamo. Voglio salutare la mia scuola di canto, la Voce Produzione. La Voce Produzione, salutiamo anche noi come sempre Cecilia, Alfredo, tutto lo staff che ci preparano i ragazzi per mandarli qui in trasmissione sempre così pronti, poi hai visto, preparati, anche Giuseppe, che stile, che costume. No, ma è poi. arrivata piano piano così, Sì. timidissima, appena è partita la musica, è partita lei, fantastica. Straordinaria, veramente brava, complimenti. Grazie, Ti auguriamo il meglio anche a te come tutti i ragazzi, quindi Grazie. in bocca al lupo, mi raccomando. Credo che può uscire da questa parte, giusto? Così io posso parlare un po' con i nostri opinionisti prima della pubblicità. Allora, intanto grazie, facciamo un applauso ancora a Teresa. Grazie Teresa. Grazie. Fanno segno da dove puoi uscire. Ecco, qui bisogna rispettare ogni metro, ogni misura, ecco cosa dobbiamo fare. Allora, ragazzi, governo, abbiamo parlato che è cambiato, c'è Draghi che ha finito con le consultazioni, o alla seconda, alla terza, a quanto è arrivato? Ieri abbiamo ultimato il primo giro, domani si ultima regolarmente il giro istituzionale con le classi sociali, perché ci sono i sindacati e le associazioni di categoria, e poi si ripartirà con l'ultimo giro. Si presuppone di arrivare a giovedì sera con un governo, sperando Iddio. Beh, ragazzi, è una cosa seria, questo parliamoci chiaro, dal punto di vista della Calabria, io lo legherei un attimo alla nostra trasmissione che va in diretta dalla Calabria, cioè speriamo che sia un treno. No, io mi auguro che il recovery finalmente venga per gestito l'Italia, per ma il in meridione. particolar modo per questa terra che insomma ne ha veramente bisogno di emergere come si deve. Sei d'accordo? Quanti anni sono che lo diciamo? Ma adesso è arrivato il Tanti? momento di, secondo me, di L'abbiamo detto 1000 volte, se c'è una cosa che dobbiamo andare a vedere di positivo, insomma, del Covid, è che ha alzato qualche tappeto qua e là, e quindi magari può essere una nuova rinascita. Speriamo, insomma. Al posto di Draghi, cosa faresti? La prima cosa per questa terra? Ma sicuramente punterei su. Io ora non sono. Immaginiamo è una patata bollente. Sogniamo un attimo, immaginiamo certo, che le certo. nostre richieste possono arrivare, anche voi da casa, se state per telefonare, perché lo so che siete lì con la mano pronta per telefonare. Ecco, cosa chiederesti in questo momento? Io, come dico sempre, sono patate bollenti che veramente io non invidio chi si trova a decidere il futuro di un paese. Servono delle persone adeguate, e punterei su qualcosa che la Calabria deve puntare, ovvero il turismo. Una penisola nella penisola deve vincere col turismo, quindi rivalutare un po' tutte le mete turistiche, rafforzarle e renderle accessibili Antonio? a tutti. Ok, ma la partenza, anzi la ripartenza, sta nella ottima gestione di questi benedetti fondi che l'Europa ci darà. Il recovery prevede un massiccio utilizzo per il meridione, quindi io mi auguro che il nuovo governo possa dirottare le risorse giuste al meridione per la crescita futura.
Ma avremo un ospite dopo che comunque è legato anche alla nostra storia calabrese, quindi quelle infrastrutture partite tantissimi anni fa devono ripartire adesso in Calabria. Vincenza. Ma io invece, Giuseppe, banalmente, forse voce controcorrente o fuori coro, ma un po' per la pandemia, un po' per tutto quello insomma che sta succedendo, io invece ripartirei dalla sanità, perché abbiamo un diritto alla salute che è importante e a volte penso che oltre al diritto alla vita esiste anche il diritto alla morte. So che è una parola forte, però è tanto brutto sapere di dover andare per forza al di fuori della nostra regione per farsi curare. Lì penso che abbiamo perso veramente tutti. E abbiamo visto anche quanto si è speso. Cioè, Giuseppe, hai sentito che abbiamo avuto 3 opinioni diverse su 3 problemi diversi, vuol dire che c'è tanto da lavorare su tanti Io aggiungerei fronti. anche un quarto, che è l'agricoltura. Quindi aggiungere il quarto che è l'agricoltura. Io purtroppo, Giuseppe, voglio ripartire proprio da quelli che sono stati per noi dei lati, come dire, dei plus, non dei minus della nostra terra. certo. Cioè, però a volte I rischiamo pilastri. che anche questi non riusciamo a farli emergere. Il discorso, come diceva Antonio, io mi auguro quello che dice Antonio, ma negli anni sono stati sperperati miliardi di euro, non è che non sono arrivati al meridione, purtroppo sono arrivati ma non sono stati gestiti come si deve. Sì, però la questione di questi fondi, la questione del recovery è puntata da parte dell'Unione Europea su una massiccia utilizzazione nel meridione. Okay? Sono aiuti che l'Europa manda per la rinascita e per la ricrescita, soprattutto per il meridione. Bene. Ne parliamo. Mi piace l'argomento, ne parleremo anche insieme ai nostri ospiti, ma voi da casa, mi raccomando, fate interazione con noi, telefonate e ascolteremo anche le vostre idee, i vostri suggerimenti. Io vado in pubblicità e ci vediamo fra pochissimo, qui nello studio 4 di Tenne e Lode. Grazie Alex. Antonio, ti hanno ribeccato di nuovo col telefono, sempre con sta social room che lui deve interagire, tanti messaggi che... Vuoi prendere il mio posto? Vuole prendere il tuo posto, secondo me. Bene, grazie a tutti i telespettatori, ben ritrovati, buon pomeriggio ancora a chi ci segue sul nostro canale 10 con Ten e Lode. Io devo dare spazio al nostro prossimo ospite, che è l'onorevole Giacomo Mancini, che è venuto a trovarci. Pregherei di far accomodare il nostro ospite. Grazie, ben arrivato. Mi dispiace che non possiamo salutarci purtroppo. Facciamo così. Bene, intanto è un piacere averla qui con noi. Il piacere è tutto mio, grazie per l'invito, ed è un po' che mancavo in questi studi, mi fa molto piacere e, come si suole dire, complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, onorevole, io le dico velocemente, se è d'accordo, è una domenica, quindi ci rilassiamo, tratteremo argomenti abbastanza tranquilli, soprattutto per non darle stress lavorativo in questa giornata, quindi ci racconteremo, se lei è d'accordo. Le presento i nostri opinionisti che saranno qui per farle anche delle domande, per chiedere delle curiosità. Che oggi racconteremo una storia molto bella, che è quella dell'onorevole Giacomo Mancini, ma soprattutto la storia di suo nonno, Giacomo Mancini, che conosciamo benissimo tutti quanti, e quindi sarà veramente un piacere interagire anche con la nostra social room. Quindi è probabile, eccola qui, che è guidata dalla nostra Vincenza Gallo. Ci può essere l'interazione da casa, quindi con le persone che chiameranno da casa, manderanno dei messaggini
se lei è d'accordo e vuole rispondere, D'accordissimo. apriamo le linee. Benissimo. Bene, allora, io partirei subito con la prima domanda, cioè lei porta il nome di suo nonno, Giacomo Mancini, che le ha lasciato un'eredità importante politica, un'eredità politica molto importante. Cosa significa questo per lei? Ma è innanzitutto un grande vanto, diciamo. Mio nonno è stato una grandissima personalità, un dirigente socialista che, partendo dalla sua città Cosenza e dalla Calabria, poi ha avuto la capacità di affermarsi nel palcoscenico nazionale e anche facendosi stimare in quello internazionale. Qui da noi lo ricordano in tantissimi come sindaco della città, attività e ruolo che ha avuto nella fase finale della sua vita. È stato eletto nel 1993 sindaco, fu il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini. E però, diciamo, nel suo percorso è stato per 10 legislature deputato, è stato diverse volte ministro, è stato segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, insomma è stata una personalità a tutto tondo, ecco, della politica nazionale, ecco. È stato un grande dirigente socialista, un leader in qualche modo importante, diciamo, insomma, ecco, io porto il suo nome, ma insomma solo quello, ecco, diciamo così. Passiamo invece a quelle che sono delle esperienze di vita private, no? Vissuti insieme a suo nonno. Ce ne può parlare di qualche aneddoto, di qualcosa di ricorda particolarmente? Mi viene da sorridere perché, insomma, io adesso ho 48 anni, sono papà di due figli, diciamo. Il primo ha 16 anni e è più alto di me, il secondo ne ha compiuti un giorno fa 13, e però in qualche modo, pur avendo io, diciamo, avuto una certa, diciamo, esperienza, no, in politica, sono stato parlamentare, mi sono occupato, diciamo, delle cose della regione Calabria, quindi insomma, voglio dire, ne ho fatte di cose, ecco. E però pur tuttavia le domande più frequenti riguardano mio nonno e il rapporto che ho avuto con lui, ecco, perché ovviamente mi fa, e nonostante, diciamo, tanto tempo, mi fa sempre molto piacere, anche perché è un modo per sentirlo vicino, nonostante non ci sia più ormai da tanto tempo. Io con lui avevo un rapporto molto stretto, e sarà stato per il fatto che, diciamo, ero per un lunghissimo periodo, sono stato l'unico nipote, poi comunque sono stato l'unico nipote maschio, per il fatto che avevo e portavo il suo nome, che, diciamo, lui in qualche modo mi ha imposto, nel senso che i miei genitori, per la varietà un po' più mia mamma, che amava i nomi composti, mi voleva chiamare Gian Giacomo. Quando gli è stato proposto mio nonno ha detto non se ne parla proprio, quindi, diciamo, ecco, la sua presenza nella mia vita, ecco, si è avuto proprio fin dall'inizio. Poi, ecco, per me è stato quasi un genitore, diciamo, ecco, l'ho sempre avuto vicino, fino a quando poi, appena laureato, diciamo, decisi proprio di vivere insieme a lui, ecco, quindi insomma è stato un rapporto molto profondo, molto profondo. La cosa bella è che, insomma, pur avendo due caratteri, sia lui che io, un po' chiusi, anzi molto chiusi, però riuscivamo a parlare. Da una parte lui riusciva, come dire, no, a farmi provare, sentire il suo affetto, la sua presenza, ma dall'altra anch'io
riuscivo a fargli capire, ecco, che il sentimento era ricambiato e riuscivamo in qualche modo a parlare un po' di tutto. Ecco. C'è questo scambio poi di pensieri, di idee, cioè sì, ma ovviamente uno lo vede come una figura, ecco, io brevissimamente ho cercato di raccontare le sue tappe, però ecco, per me era un rapporto con un nonno, insomma, non come insomma, quello che ognuno di noi nel corso della vita ha avuto la fortuna di avere, insomma, quindi ecco, io parlavo e sentivo vicino un nonno, ecco. Bene. So che Damiano, ecco, no, io volevo legarmi proprio a quello che stavi dicendo, cioè di solito chi è dentro la situazione, no? Perché comunque tuo nonno, avendo una vita politica importante, quindi si confrontava spesso con la nazione, eccetera eccetera, cioè vedevi differenze poi tra il nonno e il politico, cioè era la stessa persona, per chi magari la vive da dentro si accorge, no? Se cambia poi in politica una persona, oppure se manteneva quella genuinità anche da nonno, anche nel fare politica. Ma no, insomma, il mio approccio era da nipote verso il nonno, e certo lui, insomma, anche nelle interlocuzioni pubbliche e non solo, incuteva, non dico timore, ma una certa reverenza nei confronti degli interlocutori. Ecco, tra di noi, ecco, questo rapporto, almeno diciamo, a me mi veniva, per tutti i motivi che ho detto, semplice discutere e parlare con lui. Poi ovviamente, insomma, ecco, lo scarto in positivo del nostro rapporto è che lui, che diciamo, era dai suoi critici, diciamo, no? Additato come uno che avesse un brutto carattere, ecco, cosa che non era vero, aveva carattere, diciamo, quindi si faceva rispettare, però era anche capace con tutti, non solo con me, di grandi sentimenti. Dico con tutti perché, ecco, una delle cose belle che fortunatamente vivo quasi quotidianamente nella nostra città, Cosenza, incontrando tante persone, ecco, c'è un ricordo molto vivo ancora, nonostante, ripeto, siano passati quasi 20 anni dalla sua scomparsa, della sua presenza, e non tanto, o meglio, non solo dei grandi fatti politici nei quali lui è stato protagonista o nelle grandi realizzazioni che lui, la sua amministrazione, il suo partito, diciamo, hanno caratterizzato la vicenda politica generale del paese e amministrativa per quanto riguarda Cosenza e la Calabria, ma è vivo il ricordo, ecco, di incontri personali, di vicinanza, e la cosa più bella è quello che questo ricordo è molto vivo soprattutto nelle persone più umili, più in difficoltà, più a contatto con il bisogno, che hanno diciamo, memoria, ecco, di un ricordo vivo rispetto, ecco, a un saluto, a un caffè bevuto insieme, a uno scambio di idee, diciamo, anche a una parola di conforto ricevuta. Ecco, questo in qualche modo, ecco, io poi, diciamo, la cosa più bella. Nel senso, da nipote sono sempre portato, come tutti i nipoti, a mitizzare, però ecco, questo è un tratto, diciamo, molto vero, e tanto è vero che, insomma, in qualche modo io lo registro poi quotidianamente nelle interlocuzioni. Avviene molto spesso qui a Cosenza, ma non soltanto, perché, diciamo, fortunatamente c'è un ricordo presente. Quando uno poi fa bene, opera bene, insomma, il ricordo in qualche modo è quasi indelebile. Spezzo un attimo l'intervista legata al nonno per capire invece, per entrare un po', se me lo consente, un po' di più nella parte, ecco, sua familiare, ecco, il rapporto che lei invece ha in questo momento con i suoi figli. Lei ha parlato di 2 figli, 16 anni e 13 anni, quindi cosa racconta, come riesce a trascorrere il tempo con loro, quali sono gli argomenti di più che racconta ai suoi figli, perché anche lei è un uomo comunque abbastanza impegnato
Ma sì, un rapporto, io penso di essere un padre da una parte presente, dall'altro anche un po' forse diciamo severo nell'approccio, nello stimolo, ma soprattutto nei confronti dello studio, dell'apprendimento, perché soprattutto in questa fase importante, no? Soprattutto che le giovani generazioni acquisiscano nozione. Lo fa con lo stesso tono di suo nonno, il carattere si impone o un po' meno? Ma no, io penso di essere un padre affettuoso, premuroso, ma da un certo punto di vista anche molto molto severo, diciamo. Giuseppe, io su questo fermo un attimo l'onorevole, perché mi hanno appena scritto un WhatsApp, ritengo sia l'ex insegnante di suo figlio Umberto, Filomena Dione Salvi, che lo saluta affettuosamente e conferma che di fatto è un genitore affettuoso ma anche tanto severo con i suoi figli, in accezione positiva. Sì, ma poi con il mio figlio piccolo... Gli ho detto che siamo in diretta, saluto quindi... affettuosamente la professoressa Dione Salvi, che è stata una presenza molto importante, diciamo, nella scuola di Matera di Cosenza per mio secondo figlio, che è un ragazzino, diciamo, rispetto al quale se non hai un pugno fermo ti prende e ti porta dove vuole lui. Ha una capacità da una parte di seduzione e di convincimento unica. Abbiamo anche una telefonata in linea, mi dicono dalla regia. Proviamo a sentire chi abbiamo dall'altra parte della cornetta. Pronto? 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 Sì? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Siamo in diretta nello studio 4 di Tennellode. Perfettamente, è la seconda volta che intervengo, ma questa volta intervengo per il mio maestro, il maestro Giacomo Mancini. Sono io, specifichiamo. Possiamo alzare un attimo il ritorno in studio, gentilmente? Allora, intanto con chi abbiamo il piacere di chiamare, di parlare? E in quel periodo facevo il sindaco, già ve l'ho detto, a Scalaceli. Scusate, ma non abbiamo il ritorno in studio, non riesco a sentire la telefonata. Gentilmente mi alzate il volume in studio, grazie. Sì. Pronto? Sì, pronto. Ecco, adesso la sento un po' meglio. Perfettamente. Dicevo che ho avuto l'onore di ricevere nel mio piccolo comune, che si chiama si chiama Scalaceli, l'onorevole Giacomo Mancini. Venne con mi sembra una Giulietta, tra le altre cose non era nemmeno tanto nuova, e lui ha voluto essere ricevuto insieme ad altre gente Scusate, allora dobbiamo provare a ripristinare bene il collegamento. Ecco, un attimo, io credo di aver capito soltanto che si tratta del sindaco di Scalaceli, cioè l'ex sindaco di Scalaceli, io ho giusto? capito che lo stesso signore che ci ha telefonato domenica scorsa. Ecco, da lì il timbro della voce è uguale. Sì, intanto che ripristinano il collegamento. Prego, Antonio. Amante della storia. Giacomo Mancini, uno dei più grandi uomini politici della nostra terra di Calabria, insieme a tanti altri uomini della politica calabrese, perché comunque in passato abbiamo avuto grandi politici, speriamo di avere nel futuro anche politici che possano emulare il passato di questi grandi nomi. Dal 48 al 92 in Parlamento, quindi cioè pluriministro, sanità, lavori pubblici, la segreteria del Partito Socialista Italiano. Quanto ha influito il portare il nome di Giacomo Mancini Junior rispetto a Giacomo Mancini Senior nella vita politica? Quindi il confronto, si è mai sentito sulla scena
di reggere questo confronto, di essere un passo in su o un passo in giù rispetto al nonno? Beh, un passo in su lo cancellerei, diciamo. No, devo dire che insomma i miei critici hanno più volte, no, messo a paragone, ma ovviamente dal paragone sfuggo, perché diciamo è come paragonare, non so, un Maradona all'ultimo diciamo, dei panchinari della Serie C, diciamo. Non è così. Io però l'ho sempre vissuta con grande serenità. Ovviamente, insomma, all'inizio mi ha molto aiutato, perché poi, ecco, diciamo, c'era un'attenzione, se mi fossi chiamato Mario Rossi, questa attenzione, diciamo, nell'impegno politico non ci sarebbe stata nei miei confronti, quindi mi ha molto avvantaggiato, insomma. Poi tra l'altro quando ho iniziato a fare politica, io tra l'altro l'ho iniziato a fare, diciamo, al liceo, però ecco, quando l'ho fatta qui a Cosenza, in Calabria, anche, diciamo, rappresentando le istituzioni, la prima volta fui eletto in consiglio provinciale. È ovvio che, insomma, il biglietto da visita era, e devo dire che questo mi ha molto aiutato. Poi la politica, come tutte le attività, diciamo, no, professionali, comunque umane, ecco, se vali vai avanti, certo. Anche perché, a differenza di altre, in politica ci sono gli elettori che poi decidono se tu vali o non vali, ecco, quindi insomma puoi essere certamente aiutato. All'inizio io lo sono stato grandemente, però poi devi avere la capacità campo, poi è un'arma a doppio taglio, no? Un'arma a doppio taglio, bravo, no. Damiano. Perdonatemi, perché credo sia ripristinato il collegamento telefonico, se no ho paura che ricade nuovamente la linea. Abbiamo la persona in linea, giusto? Pronto? Sì, pronto. Ecco, adesso la sentiamo benissimo, prego. Sì, Giuseppe, mi chiamo Giuseppe Chiarello, che ho già telefonato un'altra volta. Sì, l'ex sindaco di Scalaceli, giusto? Di Scalaceli, di tanti anni fa. Ci fa piacere intanto, sindaco, che lei guarda la nostra trasmissione, e questo è un dato di fatto, perché ogni domenica... La seguo perché, nonostante sia a Catanzaro, va bene, per me il cuore è a Cosenza, dove ho studiato, e da Scalaceli, dove il mio paese natio. Ricordo benissimo, io lo chiamavo Don Giacomino e lui non voleva chiamato Don Giacomino, voleva chiamato solamente Giacomo. Mi ricordo benissimo che mi trovai in difficoltà, siccome venne verso l'una con una lancia, mi ricordo, nemmeno tanto nuova. Se la ricorda questa lancia? Nemmeno forse sono anni. E mi trovai in difficoltà, non essendoci un ristorante a Scalaceli, e lui umilmente disse no, dice, voglio provare, mi disse proprio così, voglio provare una mensa suppressata e un pezzo di pane di Scalaceli. Ci siamo seduti nel bar, va bene? Sì, perfetto. Ci siamo seduti nel bar insieme alla persona che lo portava nella macchina, che praticamente lo chauffeur. Ci siamo seduti e abbiamo parlato di alcuni progetti del mio comune. Dopo neanche una settimana, riuscì a farmi avere, tramite la cassa di risparmio, me lo ricordo, i fondi. Una bella testimonianza questa, dell'efficienza di una volta. Io ringrazio. Successivamente volle conoscere la mia piccola frazione che si chiama San Morello. Sì.
conosciamo bene, salutiamo anche noi gli amici E di San lì Morello. feci presente che mancava la scuola elementare. Dopo 20 giorni mi fece approvare il progetto per quanto riguarda la scuola elementare di San Morello. Bene. Grazie per il ricordo grazie per affettuoso, la testimonianza. Sindaco, grazie. E Prego. essendo molto giovane mi chiamavo Sindaticchio. Sì. Grazie Sindaco, perché poi dopo devo dare la pubblicità e quindi devo chiudere. Uomini come lui non ce ne saranno, né come uomo e né come politico. Non avremo mai più. Grazie per la telefonata e ci richiami anche domenica prossima. Ci fa piacere. Grazie Sindaco. Sì, innanzitutto ringrazio per la bella testimonianza, per il ricordo affettuoso, è ancora così presente e così vivo. Diciamo, rappresenta bene quello che mio nonno è stato. Tra l'altro, ecco, questa capacità da uomo di governo di essere presente sul territorio, di avere rapporti continui e costanti con gli amministratori. Ecco, non pensiamo alla Calabria come adesso, dove poi insomma è più facile spostarsi, dove è più facile, diciamo, raggiungere ogni posto e ogni dove. C'è stato un periodo nel quale, ecco, raggiungere per esempio Scalaceli era un viaggio molto impegnativo, e però non c'è stato comune, frazione, rione che anche quando, diciamo, mio nonno ha avuto responsabilità importanti in Calabria non sia stato da una parte da lui visitato, e poi, come raccontava il sindaco, dopo la visita, ascoltato poi l'esigenza del territorio, del municipio, immediatamente si interveniva, diciamo, ecco. Onorevole, mi perdoni, devo andare in pubblicità solo un attimo, perché oggi abbiamo il collegamento anche alle 17 con... dobbiamo dare la linea alla Santa Messa e quindi siamo proprio categorici. Mi dicono che siamo già... dobbiamo andare in pubblicità, quindi fra pochissimo ritorneremo in studio. Bene, grazie per non aver cambiato canale, noi siamo ancora qui in studio con l'onorevole Mancini e volevo farle una domanda e poi la lascio con Damiano. Cosa le manca di più di suo nonno? Ma insomma la sua presenza, anche i suoi suggerimenti, voglio dire, però ecco, come le dicevo prima, io sono molto sereno, nel senso che, perché ecco, tra noi ci siamo detti tutto, non abbiamo lasciato, a volte succede, no, quando uno perde una persona cara, che si rammarica per non aver in qualche modo aperto il cuore totalmente e fino in fondo. Ecco, io ho la fortuna con lui fino alla fine di avergli, ecco, detto tutto, quindi insomma ovviamente porto dentro il suo ricordo e i suoi insegnamenti, cerco insomma di non deluderli, insomma, però ecco, insomma, sono felice di questo, di aver parlato sempre di tutto, senza lasciare un non detto, ecco, nel nostro rapporto. Damiano. Poi solo una curiosità, come sì, si fa un po' con il calcio, no? Con le altre epoche si dice chissà Maradona oggi, no? Come giocherebbe, con chi giocherebbe. Si immagina magari suo nonno Giacomo Mancini in una situazione del genere con il Covid, magari come sarebbe stato utile alla nazione, alla famiglia, ai giovani e alla Calabria? Cioè, se l'è fatta questa domanda? Ma sì, io confesso questo, non ho mai utilizzato, no? A volte succede, no? Anche rispetto appunto a questo gioco,
e non mi sono mai, diciamo, impadronito, no, ma mio nonno avrebbe fatto questo, quindi lo faccio io, anche per giustificare o per rafforzare, diciamo, le mie prese di posizioni, il mio impegno. Lui è stato un grandissimo protagonista, e che protagonista di una lunga fase importante della vita del nostro paese, e le partite che ha giocato, alcune le ha vinte, altre le ha perse, le ha giocate, cioè, a viso aperto e con grande determinazione e con grande coraggio. Adesso non mi sembra giusto in qualche modo utilizzare il suo ricordo per schierarlo, però ecco, forse una cosa, un elemento può essere di insegnamento, soprattutto appunto rispetto a questa situazione legata alla pandemia e alla vaccinazione, perché nelle sue tante responsabilità c'è stata, che è stata poi la prima responsabilità di governo. Vaccino contro la poliomelite, se esatto, non ricordo come male. ministro della Sanità. Iniziò, diciamo, il percorso da ministro essendo chiamato a fare il ministro della Sanità, e all'epoca non era un ministero particolarmente importante, e in quel campo si impose sia per una serie di riforme proprio all'interno, diciamo, dei medici, dei paramedici, garantendo una proporzione anche rispetto agli stipendi che i medici e i paramedici dovevano avere, una sorta di riforma di sistema, sia con, diciamo, la realizzazione mai così rimpianta di tanti ospedali in tutto il territorio nazionale e anche calabrese, ma poi, diciamo, lui impose, scontrandosi anche con, diciamo, adesso si chiama CTS, all'epoca era, diciamo, l'Istituto Superiore della Sanità, che c'è ancora ovviamente, il quale preferiva un'altra strada per vaccinare contro la poliomelite. Lui si impose, facendo, diciamo, volendo diffondere questo vaccino, il cosiddetto vaccino Sabin, e a quei, diciamo, medici nelle alte sfere che gli dicevano no, ma questo non si può fare perché anche questo c'è un ritorno attuale, infatti la domanda non era a caso, proprio dal suo passato. C'è la difficoltà nella conservazione, occorrono le celle frigorifere per farla arrivare in periferia. Lui disse ma guardate, questo non è un vostro problema, ci penso io. Lui arrivò a far requisire tutta una serie di frigoriferi, diciamo, che conservavano i gelati Motta, e vennero utilizzati per conservare i vaccini e diffonderli in maniera capillarmente in tutto il territorio nazionale, e quell'azione fu, diciamo così, capillare, che debellò la poliomelite in pochissimo tempo. Quindi ecco, nel momento in cui... Perdonatemi perché sennò poi ci allunghiamo troppo, ma abbiamo le linee intasatissime praticamente. Perdonami, abbiamo una telefonata ancora in linea e poi devo salutare l'onorevole per dare spazio agli altri due ospiti di oggi, poi la rinviteremo nuovamente in trasmissione. Prego, sentiamo la telefonata che abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Sì? Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo benissimo, è già in diretta con lo studio, prego. Ah, ecco, saluto voi tutti. Grazie. Io ho aperto per caso a questo canale. Sì, mi sente? Da dove chiama? Allora, io sono curinghese. Pugliese? Curinghese. Curinga. Curinga. Sono curinghese. Provincia di Catanzaro. Sì. Esatto. Ok. Allora, io ricordo con cuore l'onorevole Mancini, e ho detto sempre a chiunque nella mia vita che se tutti i parlamentari avessero fatto un pochino di quello che ha fatto lui, la Calabria non si trovava in questo stato. Quando c'è stata l'autostrada del sole in quegli anni passati, che qualcuno commentava, qualche ominiello commentava che se l'è fatta passare per la sua città, la mia risposta era sempre quella. E dove doveva passarla? Sulla costa tirrenica? Così per andare a Cosenza ci volevano 3 ore? Io nelle mie preghiere lo ricordo sempre, lo ricorderò sempre,
E le dico una Ionica, cosa forse diceva. particolare, dico una cosa al suo nipote, anche perché un mio cognato, socialista convinto, era grande amico di Mancini, dell'onorevole, però io non perché era amico suo, ma io lo ricorderò sempre nelle mie preghiere. Grazie signora, è stato un piacere. Quello che lui ha fatto nella sua vita nei confronti dei calabresi e del territorio calabrese in particolare. Grazie mille, grazie per aver chiamato. Arrivederci, signore. Grazie. Grazie per il ricordo e per le preghiere, per tutte e due, grazie. Beh, apprezzamenti insomma che sono arrivati ed fanno sempre molto piacere ascoltarli. Grazie per essere stato con noi. Lui amava tantissimo anche i giovani, le generazioni, quindi noi diamo subito spazio a una giovane artista che è Angelica Carelli, che ci presenterà un brano, una cover di Mina, Canto anche se sono stonata. Quindi grazie onorevole per essere stato con noi e, come dicevo, le rinnovo l'invito a ritornare nel nostro programma quanto vuole. Grazie a voi, è stato un piacere, invitatemi che io ci sono. Grazie. Bene, invitiamo quindi la giovane Angelica Carelli. Voce di Dorelle e di Ariano e neanche di Fontana, di Cigliano e Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare a perdifiato. Da quando di te sono tanto innamorata. Canto anche se sono stonata, perché sono letteralmente impazzita per te. E senti, canto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché cara temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce d'oro. Mi faccio se uovo la coca e come una belva del ring ti sforno quintali di swing, sperando di darti lo show che forse è proprio così scemo. Mi dirai di sì. Badabo dimmi 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 dai, dimmi dai, dimmi 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 di dai, dabo da dimmi 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 dimmi, dabo da dabi dimmi dai, dabo da dabi dimmi dai, dabo da dabo da dabo di dai, da dabo 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 di dai. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché cara temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce d'oro. Mi faccio se uovo la coca e come una belva del ring ti sforno quintali di split, sperando di darti lo show che forse è proprio così scemo. Mi dirai di sì, e forse è proprio così scemo. Mi dirai di sì, e forse è proprio così imbecillone. Mi dirai di sì. Padronanza assoluta del palcoscenico, qualcosa di veramente fantastico. Brava Angelica, ma da quanti anni canti? Da quanto 4 tempo? anni e mezzo. 4 anni e mezzo. Sai Ne che- ha 4, quindi insomma da quando avevamo nato. Quanti anni hai? Quanti anni hai? 10.
Brava, complimenti. Cioè, cosa ti spinge a cantare così bene? Cioè, da dove nasce questa passione? Da piccola ascoltavo molto le Dilla a chi ti segue da casa. Le canzoni magari della mia cantante preferita. Chi è la tua cantante preferita? Alessandra Amoroso. Tantissime, insomma, le note belle anche di Alessandra Amoroso, ma soprattutto le tue. Brava, complimenti e in bocca al lupo. Torna a trovarci quando vuoi, ok? Puoi uscire dall'altra parte. Bravi, tutti piccolini, ma cioè, hanno queste voci davvero super potenti. Allora, mi dicono dalla regia, c'è il nostro assistente di studio che ringrazio sempre, il nostro autore Francesco Turco, che è già arrivato il prossimo ospite. Ecco, già può entrare, bene, allora accogliamolo, è il nostro Demetrio Guzzardi, editore, il famoso editore, ragazzi, cui vi parlavo prima. Eccolo che è arrivato, ben arrivato. Grazie. Prego, mi dispiace che non possiamo salutarci con i gesti, dobbiamo accontentarci per il momento di questo. Intanto grazie per essere qui con noi, io le mando subito i saluti di Don Pino, perché subito la prima cosa mi ha chiamato e ha detto mi raccomando mio caro amico, quindi faccio subito questa parte dei saluti. Intanto come sta? Tutto bene? Ma Covid permettendo tutto bene. Perfetto. Demetrio, se lei è d'accordo possiamo darci del tu, perché vorrei dare a questa intervista un taglio un po' più confidenziale, abbiamo delle cosette da chiedere, perché insomma stiamo parlando di fronte a un editore che ha avuto più di 800 titoli in catalogo, quindi parliamo di un bel po' di cosette. Allora alleggeriamo un po' il nostro discorso tra un brano musicale e l'altro, se sei d'accordo? No, d'accordissimo. Allora, tu sei editore calabrese, però nasci a Cariati, vivi a Cosenza e lavori in giro per la Calabria e non solo, organizzando incontri culturali, letterari. La mia domanda è, con questo Covid, come hai fatto? No, con questo Covid non si è fatto più niente, cioè, la drammaticità di questo anno, che io definisco un anno perso, è proprio il fatto, almeno personalmente, proprio di aver dovuto, come dire, eliminare tutti i rapporti, ed è la cosa che più... Addirittura, eliminare? Sì, proprio, i rapporti sono eliminati, nel senso sono persi, diciamo, strada facendo? No, non si sono persi, diciamo, sono tutti rimandati. Io, diciamo, da quando è iniziato il primo lockdown, non abbiamo fatto una presentazione. Non sono state fatte, diciamo, le classiche iniziative, la settimana della cultura calabrese, il premio Cassiodoro, le mostre dei Santini, tutto quello che l'attività di editore vuol dire, che è anche quella di essere impegnato davvero H24 su tanti fronti, è stata stoppata. Una domanda, ma in Calabria si legge molto o si legge poco? Allora, in Calabria non si è mai letto molto, quindi sfatiamo questo problema che io dico sempre che il problema nostro è quello della conoscenza. E io personalmente credo, e lo dico sempre, che tutto quello che io conosco l'ho letto. Il problema nostro è che noi non abbiamo mai letto. Faccio un esempio. Soltanto 60 anni fa, un calabrese che voleva pubblicare anche un libro di poesia dovevo andare da un editore napoletano. La prima casa editrice in Calabria è quella di Luigi Pellegrini, subito dopo la casa editrice Brenner, per cui diciamo che questo settore dell'attività editoriale, della storia della nostra regione, è una storia molto recente, molto breve. Mancando anche proprio questi luoghi, le case editrici, mancando anche le grandi biblioteche, mancando anche le librerie, diciamo che da noi libri fino in fondo ne abbiamo letti veramente molto pochi. Ma a chi ci segue da casa possiamo dire quanti sono gli scrittori e gli editori in Calabria? Abbiamo un numero ben preciso? Allora, gli scrittori potrebbero essere anche tanti, però c'è un mio grande amico che si chiama Attilio Romano di Paola, che in un suo verso dice che, lo dico in dialetto, perché lui l'ha scritto così, che in Calabria scrivano tutti, però lei hanno poche. E pure che scriva, lei ha solo che ha scritto io. Allora,
Questo per dire che tante volte noi questa capacità di imparare anche la lettura, perché vedete il problema è che noi tante volte abbiamo l'idea della lettura troppo scolastica. Abbiamo letto un libro perché a scuola dovevamo poi ripeterlo al nostro docente. La lettura è un gusto, la lettura è una bellezza, la lettura è un arricchimento. Se uno non legge per questo motivo, ma non leggesse mai, allora il libro o è veramente questa esperienza, questa capacità di entrare nella bellezza anche del mistero della vita, no? Perché una poesia, un romanzo, un saggio, un libro fotografico c'ha dentro questo mistero della bellezza. Se uno non ha questo desiderio, faccia una passeggiata, veda un'altra cosa, no? Leggere un libro è impegnativo perché ti cambia la vita. Allora chi ha desiderio di farsi cambiare la vita incomincia a leggere, chi no faccia altro, non è quello il problema. Lei ha avuto la fortuna, grazie al suo lavoro, di incontrare i due papi. Ha incontrato sia Papa Giovanni Paolo II che Papa Francesco. Va bene? Sì. Che giudizio si è fatto su questi due grandi papa? Ma io diciamo che io provengo da un'esperienza di cattolicesimo molto impegnato, sono un credente e naturalmente una parte importante dei libri della mia casa editrice sono pubblicazioni di argomento religioso, moltissimi di argomento cattolico, altri anche di fedi religiose diverse. Ma a proposito di questo, giusto una piccola cosa, è vero che lei ha collezionato circa 30.000 santini? Non ho collezionato, colleziono, io sono... Ancora? Sì. Come no? Molti dei miei libri riguardano, sono di argomento... È possibile, guardate le immagini. Sì. Molti dei miei libri sono di argomento, diciamo, religioso. Io ho avuto la possibilità di incontrare, di portare dei libri da me editi sia Papa Giovanni Paolo II, che diciamo è il Papa della mia giovinezza, ma anche ultimamente, proprio dopo 3 mesi dell'elezione, ecco qua, in questa foto sono con mia moglie, ma tanti anni fa, con Giovanni Paolo II in Vaticano, e poi dopo 3 mesi dell'elezione di Papa Francesco ho avuto la possibilità, ecco, di portare questo libro al Papa, che è un libro che ho scritto io, ed è il catalogo della mostra dei miei santini. Io raccolgo santini. Ma come è nata questa passione dei santini? Allora, la passione dei santini è nata perché io ho visto che nei libri di preghiera di mia mamma, ma anche di mio suocero, questi libri si gonfiavano e questo gonfiamento era perché venivano conservati tanti santini. Allora ho pensato che era bello conservarli, però poi un giorno ho voluto fare una mostra e facendo questa mostra è venuto un mio amico e ha portato anche altri suoi santini, mentre i miei santini diciamo, erano un po' poveri, erano diciamo, quelli in bianco e nero, i suoi santini erano tutti quelli belli, merlettati, a colori. E uno dei miei figli ha detto: papà, quel signore aveva dei santini bellissimi, i tuoi erano un po' così. Allora io, per dare anche una risposta insomma, a mio figlio, perché io ci tenevo, un po' di orgoglio, ci tenevo a capire perché facevo questi santini, io mi sono messo a studiare, a capire perché. Quindi c'erano questi santini merlettati bellissimi e poi i miei che erano bruttissimi. Allora a un certo punto ho capito, ho studiato che quei santini bruttissimi invece avevano un valore antropologico incredibile, interessante. In questa foto, mentre sono col Papa, gli spiego al Papa proprio questa cosa che sto dicendo adesso, perché quando i nostri nonni all'inizio del 1900 sono emigrati per andare nelle Americhe, prima sono partiti solo per lavorare, poi però sono partiti per vivere in quel luogo e uno non può vivere senza il ricordo. Allora hanno chiesto ai sacerdoti dei paesi da dove partivano di avere un'immagine del San Francesco, della Madonna del Carmine, di San Cataldo per chi era di Cariati o di altri santi locali, e stamparli a colori sarebbe costato molto. E furono stampati in bianco e nero. I nostri nonni con quei santini hanno mantenuto intatta la loro fede, e quando gli dissi questa cosa al Papa, anche il papà di Papa Francesco è un emigrato, hanno costruito la grande fede nelle Americhe, la fede cattolica è stata portata dai nostri immigrati anche con i nostri santini. Ecco, allora io non sono un collezionista di santini, io cerco in tutti i modi di richiamare l'attenzione che i nostri santi, la grande santità e la grande devozione che c'è in Calabria è determinante perché ha costruito una nuova civiltà. Bene, ma non hai portato solo il libro ai
ai papi, non fai solo il collezionista o la passione, come abbiamo detto, per i santini, quando ultimamente tu vuoi lanciare un grande appello anche alla Regione Calabria. So che hai scritto anche a Spirlì. Perché hai scritto a Spirlì? Sì. Che cosa sta succedendo per la tua amata Calabria? Nella mia amata Calabria sta succedendo questo, che voi sapete che la sofferenza degli editori, tu prima mi chiedevi quanti erano gli scrittori e quanti erano gli editori. Diciamo che gli scrittori possono essere tutti. Certo. Chi fa invece come me il mestiere di editore, io ce l'ho scritto sulla carta, sulla mia carta di identità, io faccio l'editore di professione, no? Non ho un altro lavoro se non quello di pensare, pubblicare dei libri, venderli e promuoverli. Allora ho pensato che erano stati messi nei ristori che la Regione Calabria ha voluto fare tutte le categorie, pensate anche quelli che vendono bambole di gomma per sexy, non so come si chiama, sexy shop. Perfetto, ok. Non è un argomento molto... Questo non lo sapevo comunque, ho dato una notizia oggi. Nei ristori ci sono anche i proprietari di sexy shop, non ci sono invece gli editori. Damiano, tu di questo nella top 10 stai prendendo appunti. Certo, porteremo allora mi sono detto, ma perché chi fa il mio mestiere, chi come me si interessa di promuovere attività culturali, chi come me, sono 30-40 gli editori in Calabria che facciamo questo mestiere, che proponiamo in qualche modo, diamo la possibilità agli autori di pubblicare i loro testi, ma ai lettori di informarsi sulla bellezza delle cose che esistono da noi, non possiamo pensare a qualcosa di diverso. Allora io ho fatto un appello ai miei colleghi editori che hanno aderito in massa e poi l'abbiamo inviato a Spirlì, perché praticamente noi non vogliamo dei ristori, noi vogliamo un contributo economico e noi siamo disposti subito a dare qualcosa come 60.000 copie di libri. Io ho individuato in Calabria 50 biblioteche pubbliche, ogni editore invierà 2.000 copie dei propri testi, così che ogni libreria in Calabria avrà il giorno dopo 1.200 nuovi libri di autori calabresi e di editori calabresi. Credo che sia il più grande piano che ci sia di distribuzione di libri. E ho chiamato questo appello "Contaminiamo il virus della lettura". Ecco, noi parliamo di virus, parliamo di questa pandemia che ci è capitata, però noi dovremmo invece, proporre qualcosa di molto importante. Vedete, prima dicevo, uno ci lascia stare se non ha di leggi, ma quando a uno gli viene il virus della lettura, della bellezza della ricerca che è la lettura, il libro, io credo che questo sia veramente molto contagioso. Grazie. Prima di andare in pubblicità, Antonio D'Amico, noi che avevamo iniziato e portiamo avanti la rubrica anche dell'editoria, potrebbe nascere un confronto, potrebbe nascere un modo per promuovere questi giovani editori calabresi? No, giovani no però, ci sono anche dei giovani che hanno scritto, magari non... No, vabbè, noi come TEN abbiamo iniziato una linea, come TEN e Lode, una linea editoriale da quando è nato il programma, con uno spazio dedicato alla lettura, perché ritengo che la lettura sia fondamentale. Lei diceva che si legge poco in Calabria, si legge pochissimo, l'unico elemento di lettura è il giornale dello sport, ma manco, ormai si legge sul digitale. Ma anche quello del digitale è una lettura, non è un problema di... Io adoro toccare la carta, per me è un problema. Io leggo e... Sì, ma quello... Possiamo creare quindi questa... si può creare sicuramente questo spazio. È pure estetismo se leggere sulla carta o leggere su... Non ho capito bene se, perché forse l'editore si è sbagliato nel dire, credo che vogliate cedere i libri alle biblioteche, non alle librerie, perché non ho capito questo passaggio alle biblioteche. No, lui ha parlato di biblioteche pubbliche. No, perché siccome prima sentivo librerie non riuscivo a capire. Allora. Quindi l'operazione che voi volete fare con la Regione Calabria è di ricevere questi ristori per aumentare lo spazio nelle biblioteche della nostra regione,
giusto? È quello che ho capito bene? Sì. Perché prima il passaggio non era passato bene perché forse c'è stato questo errore di... No, ho detto biblioteche perché... No, io ho sentito librerie, quindi non riuscivo a capire, perché prima parlavate di biblioteche. Il problema è questo, che la regione Calabria, in Calabria ci sono 130 biblioteche che sono iscritte ad un albo, ad un'associazione italiana di biblioteche. Okay. Quelle che io ho individuato, le 50 che ho individuato, sono le biblioteche più accorsate, così, quelle che hanno almeno un bibliotecario che la mattina va ad aprire la porta. Nelle 130 ci sono anche biblioteche ecclesiastiche, biblioteche private, fonti... Demetrio, fermiamoci un secondo, vado in pubblicità e ritorno con te. A tra poco. Eccoci, ben ritrovati, grazie Demetrio. Damiano stava facendo una domanda prima della pubblicità. Un appunto, secondo me l'idea è straordinaria, quella che tu, scusami se ti do del tu, che insomma hai chiesto alla regione, però secondo me il problema è portarcele le persone in biblioteca, cioè che noi riempiamo le biblioteche piene di libri. Secondo me il passaggio che manca sono le persone fisiche che vanno in biblioteca e si godono il libro come ha detto lei, cioè, quella secondo me dobbiamo cercare una soluzione più nel portarcele le persone. Mandarla a casa, dici, direttamente. No, se c'è un'idea bisogna sviluppare quella. Sì, era una provocazione, nel senso dico, come facciamo? Io lo saprei veramente come fare. Bene, allora l'importante è questo. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare innanzitutto una grande sinergia che in alcuni anni è nata ed è stata fatta. La grande sinergia è di tutti gli attori che sono intorno al libro, e sono gli autori, sono gli editori, sono i librai, sono i bibliotecari, è la scuola, perché vedete, chi legge ha una marcia in più. Vi ricordate quando qualcuno ci faceva vedere che si scriveva sul muro "Fesso chi legge"? Io ho inventato, quando rappresentavo la regione Calabria al Salone del Libro degli Editori, il nostro slogan era "Fesso chi non legge", perché la non lettura porta praticamente alla non conoscenza. Benissimo, allora, proprio con questo slogan io purtroppo devo spezzare qui il nostro... Chiudere così è bellissimo. Fesso chi non legge. Fesso chi non legge. Demetrio, io ti rinvito al programma con un libro e daremo spazio un po' alla lettura anche nel nostro domenicale. Purtroppo devo terminare qui la nostra intervista perché abbiamo la prossima artista che stasera è venuta a trovarci per dedicarci un brano, che è Rosy Micieli, quindi grazie Demetrio e noi ci rivedremo sicuramente in una prossima domenica, perché questo argomento non finisce qui. Prego, a voi Rosy Micieli. Ciao. Ciao Demetrio. Lasciata a metà, da sola su un divano, il cuore frantumato, ma sento che qualcosa cambierà, la nebbia di Milano coprirà le mie paure e tremo, se penso a te da solo e scrivo qualcosa di te, cadono lacrime mentre ogni cosa scompare. Oramai mi esplode in testa, ma poi da sola forse sto bene. Stringo le mie mani per non lasciarmi andare nel cuore un temporale. Hai fatto in 1000 pezzi la nostra relazione, adesso è da buttare. A caso alla tua felpa Adidas, le foto fatte dentro a sushi bar, mi manchi come al cielo, il sole nel sereno.
paure tremo se penso a te da solo e scrivo qualcosa di te, cadono lacrime mentre ogni cosa scompare e la tua assenza oramai mi esplode in testa, ma poi da sola forse sto bene. Scrivo qualcosa per me, non sento lacrime, di te non rimane niente ed i tuoi occhi oramai non sono più dentro i miei, da sola adesso sto bene. Bravissima, fammi alzare anche di fronte a questo grande talento, brava, Grazie. complimenti, ritorna quando vuoi, perché il palco di Tennellode è per artisti proprio come te. Grazie mille. Grazie a te, in bocca al lupo per la tua carriera. E noi andiamo avanti. Potevi chiederglielo però da quanti anni canta, gliel'hai chiesto a tutti. È un modo per farla ritornare, Damiano, è un modo per farli ritornare, ma stasera, come abbiamo detto in anteprima, dobbiamo dare la linea fra pochissimo al santuario di San Francesco di Paola, quindi fatemi accomodare il prossimo ospite, intanto che si accomoda Vincenza. C'erano messaggi Guarda, dalla sì. social room, tantissimi, Ce però n'erano- c'è stato poco ce n'erano tempo. veramente tanti, noi ci scusiamo ovviamente, ma oggi per motivi di palinsesto insomma siamo dovuti andare tanto veloci, però ci rifaremo sicuramente nelle prossime volte. E Giuseppe, poi anche questo è il bello, no? Di essere in televisione, perché è giusto dare spazio assolutamente a tutti quanti. Grazie comunque per averci iscritto. Sicuramente i vostri messaggi, la buon Vincenza manderà... Sono passata da amico, da piccante a buona. Sì, quando è buona mi è hanno buona. passato. Dai, manderà Oggi siamo le agnellini. risposte sui vostri cellulari WhatsApp. Se avete domande da fare ai nostri ospiti, lei le risponderà in privato a tutti quanti. Assolutamente Questo sì. è sicuro. E intanto accomodiamoci subito con il prossimo ospite, che è Ercole Parise. Allora, Parise, buonasera a lei, benvenuto. Lei ci ha scritto perché c'è qualche problematica, c'è qualcosa di cui lei ci voleva parlare. Partiamo subito, vediamo se ce la facciamo nel tempo che abbiamo, altrimenti la invitiamo nuovamente poi a Tennellode. Prego. Allora, niente, in buona sostanza si può parlare di quello che sono i ristori che sono stati dati alle attività, in buona sostanza. Lei diciamo che da Quindi, imprenditore ha un'azienda che si occupa di tecnologie informatiche. Sì. Durante il lockdown ci sono stati un po' di... Sì, allora noi partiamo dal presupposto, partiamo col dire che siamo un settore prevalente, quindi siamo una di quelle realtà che siamo rimasti aperti durante il primo e il secondo lockdown, quindi non abbiamo chiuso in buona sostanza, ci siamo dovuti un po' arrampicare sugli specchi per andare anche a raccimolare merci da poter rivendere, perché per codice Ateco i nostri distributori invece erano chiusi, quindi già questa è la prima problematica. Quindi voi in buona eravate sostanza. aperti ma i distributori no? I venditori e i centri assistenza aperti, i distributori in quel caso per codice Ateco chiusi. Il grossista. Quindi il grossista. Quindi in tu buona dici dove la sostanza. prendo sta Dove la merce? prendi Quello sta- lo chiudo io che sto a fare aperto. È quello il discorso, quindi si è un po' incappati in questa pandemia anche dal punto di vista organizzativo, la macchina organizzativa ha funzionato veramente male, soprattutto Sul nel ristoro primo invece dopo. cosa stava dicendo? Sui ristori quello che possiamo dire è che sicuramente è arrivato qualcosa, non dobbiamo dire che non è arrivato nulla, qualcosa è arrivato. No, ma sai com'è, il governo era un po' impegnato in alcune cosette loro più... Il problema è che quello che è arrivato non era quello che doveva arrivare in buona sostanza, perché non si può pensare a dare un ristoro per il mese di marzo e per il mese di aprile quando poi durante l'anno c'è maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, novembre, dicembre, quindi si è dato un ristoro per soli 2 mesi e poi lasciando così allo stato brado le attività, quali chiuse, quali aperte, quant'altro, senza andare effettivamente a continuare con questa forma E tu non di avevi ristoro. messo niente da parte?
Appunto, ci sono... Che lo Stato così ha ragionato, No. se non c'è niente da parte, sono fatti Appunto, tuoi. ci sono delle attività che sono riuscite a sopravvivere al 2020 proprio perché avevano degli utili di impresa nel 2019, quindi negli anni precedenti. Però considerando il discorso che se queste attività nel 2020 hanno dovuto mettere mano a quello che erano gli utili degli anni precedenti, ci troviamo adesso nel 2021 con una crisi economica galoppante, perché in buona sostanza la gente ha finito i soldi, proprio nel vero senso della parola, ha finito i soldi in quello che è il salvadanaio, il portafoglio e la tasca della nonna e via dicendo. Quindi oggi andare a reperire moneta per poter acquistare prodotti e servizi, in buona sostanza, dal 2021 in poi inizierà la vera crisi economica. Si è parlato tanto anche nelle nostre puntate, abbiamo parlato di imprenditoria digitale, l'online sì, però aspettate un attimo, difendiamo anche i piccoli negozi, difendiamo un attimo le attività commerciali. Per riagganciarmi all'editore precedente, all'ospite precedente, in Italia si legge poco, però si acquista moltissimo online, soprattutto in Calabria. La Calabria nel 2018 era sul podio per quanto riguarda gli acquisti online, proprio per quanto riguarda il comparto Italia, quindi eravamo capofila delle regioni che hanno comprato di più online. Il problema dell'online non è l'acquisto online, il problema dell'online sta sul fatto che tutte le risorse economiche, basti pensare che nel 2020 sono state spesi 24 miliardi di euro di acquisti online da parte degli italiani, tutte queste risorse economiche purtroppo vanno nei grossi colossi che sono americani, inglesi, tedeschi e cinesi. Quindi di questi 24 miliardi di euro voglio essere buono e dire che il 10% è rimasto in Italia, ma credo che in Italia sarà rimasto, sui siti e-commerce italiani sarà rimasto il 2%. Quindi l'economia, diciamo, il prodotto economico, i soldi in Italia non circolano con quello che è il discorso online. D'Amico stava... No, io voglio dire una riflessione. Bypasso perché l'altra volta sono passato per un negazionista sui social, però no, ma ha ragione, se è così, scusami, quanto ha appena detto l'imprenditore io concordo, anche perché alla fine lasciamo la miseria con un'operazione di e-commerce. L'e-commerce, il futuro dovrebbe essere su una formula nazionalista, ok? Allora sì che si può pensare ad un futuro di vendita e di acquisto online, ma se noi dobbiamo andare su una vendita di grandi piattaforme multinazionali che vanno fuori l'Italia, allora tra l'altro anche... Scusami, mi fai sentire da me? Però devo capire una cosa, cioè lei ha appena detto che dal 2018 la Calabria è quella che acquista più online, quindi è una crisi del settore vostro che già c'è, non è colpa del Covid che magari ha dato poche opportunità. Voi avete ricevuto marzo e aprile, insomma, i sussidi, poi insomma si è riaperta un po' la situazione per tutti, e poi ottobre, novembre, dicembre c'è stata una nuova chiusura, eccetera eccetera. Quindi magari neanche nella seconda parte voi non avete ricevuto niente. Non si sono ricevuti sussidi, e tra l'altro ci tengo a precisare che lo chiamano sussidio, ma in realtà non è un sussidio, perché è un vero mutuo ipotecario con una banca, la famosa storia del 25%, comunque dai 25.000 euro. In realtà non sono 25.000 euro, ma è il 25% sulla fatturazione. Siamo in televisione. Sì. Proprio ipotecario non penso, diciamo... Quando si contrae un mutuo, è vero che è un mutuo garantito da quello che è lo Stato, però c'è una garanzia dello Stato, non ti chiedono di ipotecare la casa non ti chiedono di ipotecare la casa. Devo essere sincero, devo essere non onesto, ti chiedono di ipotecare la casa. Magari se c'hai un difettuccio non te lo passano per un altro motivo, però credo che in questa fase li hanno dati un po'. Da lì quello rientra, tutti questi aiuti, rientra anche in quello che è la crisi economica. Che sia un finanziamento, sono d'accordo con te, che c'è il tasso più basso di un finanziamento normale, dove una volta nel TAIG si parlavano di percentuali altissime. Ok, sempre un finanziamento è. Noi abbiamo detto che la Germania ha dato 15.000 euro, 20.000 euro a fondo perduto. Lì invece abbiamo un 25% o un 25.000 euro su un fatturato di 100.000 euro che però va rimborsato. Tra l'altro attenzione, perché lì adesso si va in un altro settore che potrebbe essere quello dell'insolvenza
insolvenze bancarie, perché chi ha avuto questo prestito e non va ad onorare questo prestito con le rate perché magari l'azienda va in fallimento, fallisce e quant'altro, quello lì è un prestito garantito dallo Stato, quindi quel prestito lo pagheranno i contribuenti, perché non lo pagheranno le banche, il garante è lo Stato e lo Stato metterà mano in quello che sono le tasche dei contribuenti per far fronte a quelle spese in buona sostanza. Quindi se quello lo vogliamo... Qui che entrano in gioco i fondi europei, però attenzione, entrano in gioco i fondi fondi europei, cioè a fanno arrivare tutti quei miliardi c'è stato anche per questo motivo qua. Cioè, iniziamo a schematizzare quello che è successo, quello che succede e quello che purtroppo sta succedendo ora, perché i vari rallentamenti di adesso sono figli insomma della crisi di governo, finché rifanno un po' tutto quanto, quindi speriamo di risollevarci e soprattutto io sono d'accordissimo sul nazionalismo sostanzialmente, però è un problema che nasce da tempo, perché io consumatore, faccio un esempio da consumatore, se vedo un prodotto online che costa nettamente meno, cioè, non bisogna essere ipocriti, è ovvio che lo compro online e mi arriva fino a casa, cioè dobbiamo trovare secondo me una formula lì. E ti do pienamente ragione, perché io sono il primo che dico ai miei clienti: dove trovate di meno comprate, ok? Non dovete per forza comprare da me, se io vendo a 100 e trovate lo stesso prodotto a 80 è da Fessi comprarlo a 100, compratelo a 80. Dipende da alcuni settori, ma poi l'assistenza arriva anche online. L'assistenza, poi dopo andiamo da Ercole. Però domandiamoci perché ormai sui prodotti IT, information technology, smartphone, cellulari, telecomunicazioni, diciamo che ormai dal grosso centro commerciale all'online al negozio il prezzo è quasi uniformato. Domandiamoci però il perché prima di comprare sulle grosse multinazionali il prezzo lo trovi addirittura al 50%. Facciamoci questa domanda: perché? E una risposta potrebbe essere il fatto che, ad esempio, grosse multinazionali in Italia pagano una tassazione becera rispetto a quelle che sono i piccoli imprenditori. Consideri che io sono un imprenditore che è schillato, diciamo, all'interno di un regime fiscale cosiddetto forfettario in buona sostanza, quindi è un regime fiscale che mi permette di pagare il 15% di tassazione. C'è un grosso colosso del web che in Italia paga il 5% di fatturazione. Forfettario? Quindi io no, ma su questo sono pienamente d'accordo. Vorrei ecco, o diamo delle regole anche a livello nazionale, anche per il commercio elettronico, e quindi in questo caso andare a dare una giusta tassazione, andare a fare gli opportuni controlli su questi colossi per capire effettivamente se poi le tasse vengono pagate, perché poi non ci dobbiamo rendere conto che il tal colosso non ha pagato le tasse, allora fra 10 anni gli facciamo versare qualcosina per contentino. Basti ricordare che qualche anno fa un colosso del web è stato chiuso perché aveva una frode fiscale in IVA per credo 150 milioni di euro. Sei abbastanza arrabbiato, ma anche abbastanza preciso nel dare dei dati e dei numeri. Sì. Allora ti faccio una domanda: come vedi il commercio nei prossimi anni? E poi ti lascio fare un appello per continuare a tutelare gli acquisti nei piccoli negozi. Sì, allora il commercio io nei prossimi anni effettivamente lo vedo sempre più spinto verso l'online, quindi sempre più spinto verso l'e-commerce e quant'altro. Quello che ci salva, almeno per quanto riguarda il mio settore, è che grossi colossi non ti ripareranno mai un dispositivo, devi avere sempre l'interfaccia con un tecnico al fine di poter avere una riparazione di quel dispositivo. Quindi il commercio io lo vedo sempre più orientato verso l'online, dicendo anche ecco, che bisogna fare attenzione a quello che andiamo a comprare verso l'online, perché in buona sostanza sull'online troviamo una bellissima descrizione ma un prodotto pessimo. Se trovi, hai parlato di colossi, ma se trovi delle piattaforme che venderanno delle cose certo. Poco qualitative, prima o poi la gente non compra più, anche quello è un commercio che va... Sì, quello lì andrà poi a svanire, perché poi puoi avere il prezzo basso, però poi la gente all'atto pratico guarda sempre la condizione del prodotto, la qualità del prodotto. Ma non compra due volte, cioè magari da te compra due volte perché gli dai una determinata assistenza, ma anche una sorta di fiducia, no? Perché poi il piccolo commerciante è tutta questione di fidelizzare il cliente. Credo che il cliente non compri due volte, ma il cliente credo che da noi compri 3, 4, 5 volte, perché basti semplicemente andare in un centro commerciale
locale dove lì c'hai un parterre di dispositivi, lo prendi, lo porti alla cassa e lo paghi. Quando vengono in negozio invece questo non succede, perché gli dai un'assistenza continua su quel prodotto fino a vita di quel prodotto. Quindi i clienti, diciamo che nei negozi hanno una gestione completamente diversa, in buona sostanza, perché per noi perdere un cliente è veramente importantissimo. Per un grosso colosso ne perde uno, ne guadagna 100.000, quindi non sta lì a preoccuparsi di quel cliente, in buona sostanza. Bene, ne riparleremo di tutto questo, perché il nostro discorso non termina qui. Noi so che abbiamo altri 3 minuti precisi, quindi do la linea ad Alex per un brano musicale, così e poi subito dopo diamo la linea alla Santa Messa in diretta dal santuario di San Francesco di Paola. Alex, abbiamo un brano, sei pronto? Sì, l'avevo pensato. Ci sta benissimo. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, mi ha trovato l'invasor, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Alex, grazie. Abbiamo un'altra domanda da Damiano prima di dare la linea, quindi scusate un attimo. Visto che è una cosa che comunque difendere i piccoli commercianti, mai come adesso, un momento storico, no? Nella quale ci siamo un attimo tutti fermati a riflettere, quindi secondo me cercare anche una cooperativa tra di voi sostanzialmente, quindi non morire più di invidia come spesso si fa in Calabria ma in Italia in generale, ma cercare una cooperativa di piccoli commercianti, creare anche una rete network, no? Allora, tra di loro, una rete alternativa. Noi stiamo partendo proprio dove si può dare sia la vendita sia l'assistenza. Esatto, una sorta di software alternativo. Su Montalto Fugo noi stiamo proprio partendo con un'idea del genere. Vorremmo dotare tutte le persone di Montalto Fugo, quindi tutti gli abitanti di Montalto Fugo, di una social card che gli permetterà di avere uno sconto o una prestazione all'interno delle attività convenzionate su quella social card, e per far rimanere l'economia all'interno del nostro paese, in buona sostanza. Quindi è una bellissima stiamo cosa. cercando di organizzarci da questo punto di vista. Poi, per ritornare alla domanda che mi faceva lei prima, il quale consiglio dare ai telespettatori sugli acquisti e via dicendo, io non dico di non comprare dei piccoli negozi sul posto. Io non dico di non comprare nell'online, però quando compriamo cerchiamo di comprare su siti italiani per lasciare l'economia in Italia. Difendiamo il Made in Italy. Grazie, noi diamo la linea alla Santa Messa in diretta dal santuario di San Francesco da Paola. Grazie a tutti per averci seguito, a domenica prossima.